Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo già riusciti a rubare il velo, ma più imbucati di così si muore. No, mettitelo tu, T'abbiamo rubato il velo, guarda quanto sono belli, Ginevra, vai di là. Il vestito è stupendo. Ho io il velo. Va bene, l'importante è che è in buone mani. Siete bellissimi, auguri, una coppia da... voi dovete fare moda. Bellissimo. Tu di dove sei? Tu? Di Cosenza. Di Cosenza per te? Mi sono trasferita a Crotone, sì. Ma siete bellissimi. Ci vediamo dopo. Tanti auguri, ciao. Ma sono bellissimi ragazzi. Sono bellissimi. Guarda lei, aveva bisogno di uno scialle. Subito. Qualche bonaccio lo prendiamo. Tu di dove sei? Di Crotone. Di Crotone. Ma tu che cosa fai? Già stai facendo? Nulla, disoccupato. Disoccupato? Bene, ti occupiamo noi, ok? Seguimi Pasquale, e lei? Mi è piaciuta subito. Ma come io noto le belle stai? ragazze. Vieni qua, ma tu che vedi? Chiudi il telefonino. Ma sì, bellissimo. Grazie mille. Fammela intervistare. Allora Pasquale, io noto le belle ragazze e lei secondo me, non ho guardato benissimo ancora in giro, ma è la più bella decisamente della serata. Allora, sei vestita elegantissima, ma sei parente della sposa? Dello sposo. Ah, Sono però. la cugina dello sposo. Una cugina dello sposo, faccio come Davide Mengacci, vi ricordate? Non sono nuova alle telecamere di tennis. Tanti anni fa con Beniamino Chiappetta, Miss Italia, e abbiamo fatto un bel po' di sfilate qui nella zona. E cosa facevi? Presentavi? No, ho partecipato a Miss Italia con Beniamino Chiappetta. Eri una all'epoca, Miss? sì. Ma hai capito che occhio che ho? Ti dirò, puoi ancora partecipare a Miss Italia? No, ormai l'età è superata da un bel po'. Ti sei sposata nel frattempo? No, ancora no, tra poco col mio fidanzato che è Tobbia Lori, che è un pugile scusa, campione d'Italia. È il tuo fidanzato. E perché non? Pugile! Ah, ma che Di dove scoop, sei? ma Crotone. sono Di Crotone. emozionata. Sei un campione? Devo fare il campione italiano l'11 agosto. Veramente, in bocca al lupo. Lunga vita al lupo. Lunga vita al... Ma a lei ogni tanto con i guanti, la prendi con i guanti o no? Le donne non si toccano neanche con le rose. Quando vi sposate voi due? Quando vi sposate? Tra un po'. Tra No. un po' quando? Lotto. Lo dobbiamo decidere. Lotto per non sposarsi, dici. E se vi sposate presto noi verremo e ci imbucheremo anche al vostro matrimonio. Pensa che fortuna che hai. C'è la sposa. C'è la sposa, prendiamo la sposa. La sposa! No, vieni qua, la sposa! Madonna, Ma tu sei abbiamo la beccato la sposa? sposa! Ah, non è la Come sposa, non è la ma è un altro sposa? matrimonio. Ma rimani con noi come ti chiami? Elvira, Di dove sei? Terranova da Silver. Terranova da Siena. Tu sei della provincia di Cosenza? Sì. Ma complimenti! Ma tu sei sposata? Ancora no? Ti stai allenando allora? Sì. O no, Si Ginevra? metterà in fila per il bouquet, al lancio del bouquet? Anch'io mi ci metto, anch'io. Vabbè, Buona sei serata. elegantissima, complimenti, fai concorrenza alla sposa, non no, si lei è più dovrebbe, bella, lei è non più si dovrebbe. Ai matrimoni non ci si Vabbè, dovrebbe vestire di comunque. bianco perché si fa concorrenza Ma alla non sono sposa, vestita ma lei bianca. non è bianca, è Sono crema. oro. Guarda il buffet, mangiamo, Il Claudia. pesce. Il pesce? Come no? Tutto fresco, tutto fresco. Vuoi assaggiare qualcosa? Ma non con le mani non No, possiamo. dopo mangiamo noi. Ma che bontà! Cosa stai cucinando?
Questa è frittura mista Frittura mista. di pesce, sì. Calamari, alicetti e verdure. Ma tu sei un cuoco. Aiuto. Aiuto cuoco. Aiuto! Guarda che bontà. Dopo l'assaggio. Come no? Buon lavoro. Grazie. Ma gli fai cadere il cappello, gli fai cadere il grembiule, gli fai guarda, cadere tutto a questo... Faccio io. Quest'uomo. Non mi entro la testa Scusi, grande. buon uomo, mi fa un coppo? Vediamo, Pasquale. Mamma, buonissimi, Pasquale. Nella barchetta ci imbarchiamo e ci invochiamo. Guarda, un'atmosfera stupenda. Non puoi intervistare con questo, me lo prendo io. No, vi ho disturbati. No, la padrona di casa che ci ha beccato in flagrante. Lei in realtà ci ha preparato un tavolo dentro per mangiare, ma noi avevamo troppa fame, le cose erano troppo buone e ci siamo fiondati. Avevi ragione, gli sposi sono bellissimi. Bella coppia, bellissimi, bellissimi. Però complimenti a te. Lei è una donna manager. Guarda Ginevra, già fatto. È una donna manager, una donna che in Calabria non è che ce ne sono tante, Non esageriamo. Non esagero. Comunque complimenti, quanti ospiti saranno? 160. Buon lavoro. Grazie. Ha anche a assaggiato voi. queste cose, signora? Sì, tantissime volte. Beh, immagino. Io le do a Tantissime volte. Pasquale. Belli, guarda. Sono belli, Claudio, sono bellissimi questi sposi. Oh, bene! Guarda la bottiglia pazzesca. Certo, gli è staccato il collo come alle galline. Ma che bello. Adesso incrocerò. Cin. Guarda, stanno facendo volare le mongolfiere. Guarda Pasqua la mongolfiera, guarda. Bravi! Mi sta venendo addosso. La mamma della mamma della sposa, vieni sposa, qua. la mamma della vieni sposa. qua. Dai, 2 secondi. Ma tanti auguri. Tanti auguri. Signora, da stasera sua figlia non dormirà più a casa sua. Nel suo Veramente da un bel bocco che dorme a casa. Lo sapevo. Ormai abito altrove già da 3 anni. Già convivevi. Hai fatto da un bene. po', Bisogna da un po'. sperimentare Sei prima bellissima, questi hai un mariti. sorriso signora. stupendo. Sì, Grazie, sicuramente grazie mille, grazie. è una cosa benefica per loro. Certo, bisogna provarli conoscono prima questi, bene, questi sì. uomini, perché poi se no aspetti il matrimonio e poi c'è la sorpresa. Si collaudano. E invece è così, fatto una convivenza Ma anche lunga. lavorativamente parlando. 6 mesi però sono passati per capire che Lo si può sposo sta fare. fumando. Ma sono Guarda com'è chic lo sposo. Felice, Buonasera. felice. Molto felice, molto. Bravi. Hai un look bellissimo. Grazie. Complimenti. Tu sei stupendo. Grazie mille. La sposa è sempre più bella dello sposo. Sì, in genere sì. Ma andate in viaggio di notte? Sì, partiamo il 30 però. Dove andate? Siamo capitali europee e poi ci fermiamo a Londra. Bravi. Complimenti di nuovo. Ma il lancio della giarrettiera c'è? Carretera No, scusa Pasquale, solo poco. Tanti auguri. Grazie. Complimenti per il figlio, per la figlia. È una coppia bellissima. Bellissimo. Bellissima. Tutti e due. È vero. Lei ha degli occhi Sì, spettacolari. mio figlio non ha i miei occhi comunque. Andiamo. Cosa romantica. Guarda lei che si infila.
Lord, my baby. Ma te lo dico. Come ti chiamano? Ricci di mare. Noi li intervistiamo i ricci di mare. Oh, vieni. Ricci di mare. L'ho detto, Grosso Riccardo Guido. In diretta. Ma siete bravissimi. Grazie. Ma bravissimi e bellissimi pure, Claudio, non far finta di non notare. Che tu hai noti Ma prima- vai prima- piano, le cose si dicono piano, cara. Bellissimi, piano in che bravissimi. No? Da quanto tempo è nato questo gruppo? 4-5 anni. Siamo gli imbucati, mangiamo a sbaffo, ci imbuchiamo agli eventi. Anche... Siamo qua per caso in realtà, stiamo facendo le Ah prove. sì? Io faccio la mia domanda a cavallo di battaglia perché ho tante amiche single. Sei fidanzato? Ma certo, sono sposato. Ma ciao, scusa. Ma guarda, Ho tu tante non sei, amiche tu non single. sei sposato. Sei fidanzato? Ciao. E noi Ma quelli lui è fidati- libero, anzi, Amaro lui- è loro libero. due sono no, liberi. vabbè. Ma scusa, ma Io- però Io combino matrimoni, devi sapere, mi riesce una cosa che mi riesce benissimo. Adesso ti metto nel mio database delle... la chiamano la Marta Flavi Ma Calabretta. cioè, uguale. Quindi fantastico, devo dire, i requisiti, così insomma da scrivere, devo dire che no, io non posso fare, non ti conosco, dimmi tu qualcosa. Sei un ragazzo espansivo. Ex introverso. Va bene, vabbè, ci piace. È espansivo, libero, liberissimo. Non traumatizzato dall'amore, anzi va bene. Lui può andare. Diciamo dopo. Tra l'altro, scusate, qua mi si... Ma che sottofondo! È libero pure lui? Lui è libero. È libero e come requisito suona la batteria. Uno che suona la batteria non ha bisogno di aggiungere altro, è il top. Seguiamoli. Qua si mangia, qua si mangia. Vieni. C'è il menù, possiamo spiare. Vediamo. Voi due non ridete. Ma stai scherzando? Perché dovremmo ridere? Perché intervistavo lui e ridevi come un Ma bazzo. no, perché ha apprezzato l'intervistatrice, non per... Vieni qua. Che cosa è successo? Non so. Vuole intervistato da te. Vai. Allora, Hai devi sapere capito che io lei? ho un sacco di amiche libere, domando a tutti la stessa domanda. La cosa è che quando ti sei avvicinato, secondo me era proprio A lui! Sono fidanzata, io sono... Baronessa essa qua. Che bel scusate! Molla tutto, ha mollato tutto. Come mai? Come va? Bene. Guardate quanto è bello il fratello della Spot. Sei emozionato. No, poi ci sta, dai. Ma è anche testimone è stato, vero? Testimone. Come ti chiami? Testimone di questa unione ne sono fiero. Ma da quanto tempo stavano insieme? Sono 5 anni. E tu? No, io... Ah, e lui è single, è bellissimo. È lui. single? Ma sei single? Ah, e la fidanzata dov'è se non sei c'è, single? non- E come una mai non storia è stata giovane, invitata? una storia giovane. Ah!
Complimenti, buona serata. Lo stesso. Buon lavoro e buona cena. Dai un bacio a questo bel ragazzo. Ginè, vieni qua. Che devo fare? Guarda questa creatura. È stupenda, bellissima, meravigliosa. Come stai? Bene, tu come stai? Bene. Vivi i lupi. Viva i lupi, forza lupi! Senti, ma il matrimonio perché sono amici o parenti? Una mia carissima amica d'infanzia. Una bella coppia. Grazie, sì, No? una bella, bellissima coppia. Come voi due naturalmente. E poi il matrimonio? Arriverà. Presto. Presto, sì. Il rosso porta bene, no? No? Le piace il rosso? E se l'ho messo sicuramente mi piace. Brava, complimenti! Guardi lei che è nero, signora. Sì signora, perché un tempo si diceva né in rosso, né in nero, né in bianco, ma a noi non ce ne frega più niente. Guardi, glielo dico io che sono una baronessa, si può fare tutto adesso. La baronessa essa. Io vado subito. Dov'è? Questo bell'uomo, scusa, lascia Bello fare. come la Questo figlia. bell'uomo è il padre della sposa. Vieni tu Ora, vicino a lei. anche la mamma era molto bella, ma io di solito le donne prendono dai papà e quindi si capisce che l'abbiamo un po' inciotata di Grazie parole. mille. Ah, ecco. Troppo gentile. Io sono un po' un uragano, deve sapere, non so se la cosa No, non l'avevo notato. non l'aveva notato, vero? Appena. Lei è un po' timido invece. Sì. Il matrimonio fantastico, il cibo ottimo, noi abbiamo mangiato tantissimo. Mi fa piacere, Pur per non questo che essendo invitati, noi siamo gli imbucati. siete sempre i mangiamo. benvenuti. Veramente abbiamo mangiato da Dio, si mangia da Dio. Io bacio il padre della sposa perché porta bene, signora. E infatti stavo per chiedere. Grazie. Lei acchiappa sempre. Ma quante foto hai scattato stasera? Che fa? Quanto tempo di video hai fatto stasera? Un'ora e mezza sì. Pasquale ha fregato anche a noi ti abbiamo fatto una mezz'oretta, un'ora e mezza di video. Baronessa, guarda là. Ho beccato un maschiolone là che ci guardava. Non so se guardava me o te. Ma quello dietro davanti al cameriere? No, è là, vedi dov'è, guarda, andiamo. questo Vieni, sì, Pasquale, vieni. Una domanda ci siamo fatti è Claudio. Guardavi me o guardavi lui? Mio amore. Va bene, ma lei sta al gioco. Lei sta al gioco. Ma la carrozzina perché hai un bambino? No, i bambini sono di mia sorella. Ah, Succedono quelle ma cose strane. così da poco. Che non c'è rimedio, Tu invece di con dove una donna sei? si può Di Terranova superare da anche. Sintari. Ah, Terranova, come sei vicino Cosello? Sì, vicinissimo. Io mi siedo qua, mi distrei. Scusa, davanti a una donna dice il mio posto. Fate il po', vai via. A Roma torna il Crotone. Diglielo per favore. Ma Ha brindiamo, fregato il po', ragazzi, vieni qua. Ma brindiamo all'amore. Lei fa tutto. Auguri agli sposi, auguri agli sposi. Di dove sei? Di Crotone. Ma Sono un amico dello sposo. Io sono argentino. sei argentino come la mia amica Belen. Veramente, ma di dove? Di Buenos Aires. Veramente. E sei venuto all'Argentina apposta? No, veramente ho studiato qua con Aldo. Hai amici? Non mi fa parlare, non mi fa parlare. Vai. Volevo dire una cosa. Avete cuccato a questo matrimonio oppure no? Di solito ai matrimoni sì, è andato. Io sono andato il migliore di tutti. Gli auguri speciali allo sposo. Chi è? Chi è? Ah, ecco. Auguri al Duzzo, Aldo fa parte di noi, la nostra famiglia. Auguri Al Duzzo. al Duccio si chiama lo sposo. Sì. E la sposa? Elvira. Abbiamo finito, Claudio. Lei ha rubato 2 borse, la ladra. Ginevra la ladra. Di dove sei? Pure questa Io romana. Di Roma sei. Sì.
sei molto bella, molto raffinata. Grazie. Cosa fai E nella vita? basta questi complimenti. Io a queste organizzo donne. eventi. Ma Ecco, brava, ecco. complimenti. Grazie. E questa sera l'hai organizzato tu l'evento? No, questa sera no, però devo dire che è venuto molto bene. Brava, Noi noi- siamo stati bravi. Bravo, si mangia bene. Benissimo, una cosa fantastica. Lei Sì, però tutti fanno complimenti, noi da un'organizzatrice di eventi vogliamo sentire una critica a questo matrimonio. No, non ho trovato neanche una pecca, quindi devo dire che è perfetto. Chi è? Ragazzi, a cosa volete brindare stasera? No, abbiamo brindato sempre ad Aldo Olivieri. Un'altra cosa. Brindiamo a noi, a noi. All'amore, All'amore. Non veri tu che dai i numeri. Chiudiamo! L'imbucato finisce qua, la quarta puntata dell'imbucato finisce qua. Ricordatevi, venerdì alle Alle 16, alle 16. mercoledì alle 23:30 con replica, mercoledì alle 23:30. Ci vediamo! Ciao! Dall'imbucato. Au revoir. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.